Settima e conclusiva dall'Arcoveggio di Bologna, qualche problemino per Paco che deve sistemare forse le fasce o gli stivaletti. Adesso sembra essere tutto a posto. Vediamo se c'è qualche altro problema alle finimentazioni. Lo start suona la campanella. Si va in partenza per la settima e conclusiva, premio AG Nera, sono in 11 cavalli anziani di categoria GF al via, corsa riservata ai gentleman che non hanno vinto 40 corse in carriera. All'1 Oktoberfest 2 Zapping C, 3 Ungaretti, 4 Violet and Glory, 5 Zastavadaghi, 6 Vesnadaghi. In seconda fila 7 Paco, 8 Ulder Norfront, 9 Ragazza dei Sogni, 10 Vastom dei Mag, 11 Viola Orsini. Favorita Violet and Glory con Cristiano Pepponi, numero 4 dello schieramento, una corsa molto aperta a tante soluzioni. Oktoberfest molto considerato, così come Zastavadaghi, poi Paco, il cavallo di qualità sarebbe lui con il numero 7 in seconda fila, poi l'11 di Viola Orsini, anche lei in buona forma, ma si va in partenza con il gioco orientato su Violet and Glory in chiusura. Anziani categoria GF, gentleman non vincitori di 40 corse in carriera. Si parte piano Vesnadaghi. La velocità da parte di Violet and Glory che cerca di scavalcare Oktoberfest. Insiste Violet e passa nei confronti di Oktoberfest. È Ragazzo dei Sogni, anzi, rientra squalificato. Oktoberfest a Violet and Glory imboccando la prima curva. Resta seconda Zastavadaghi, a largo Violet and Glory, poi ancora il 3 di Ungaretti a precedere il resto del gruppo con Viola Orsini che va in quinta posizione a precedere Zapping. Si insiste Violet and Glory che dà un altro attacco a Oktoberfest, 29-1 i primi 400 metri di corsa, alla fine Violet and Glory è la battistrada nei confronti di Oktoberfest, quindi Zastavadaghi, Ungaretti, ancora Viola Orsini, poi più indietro Paco che prova a spostare all'esterno su Zapping Sì. 44,5 i primi 600 metri di corsa, molto allegri. Violet and Glory che ha 3-4 lunghezze di margine nei confronti di Oktoberfest, secondo alla corda a precedere Zastavadaghi. La risalita esterna da parte di Paco quando siamo agli 800 passati in 1 minuto e 6 decimi. Insiste Paco all'esterno, trova però l'anticipo da parte di Zastavadaghi che vuol provare a scavalcare Oktoberfest che è richiesto per andare dietro a Violet and Glory. Quindi ancora Zapping Sì. Poi Ungaretti lungo la corda, il chilometro passato in 1,17 addirittura, con Violet and Glory che ha sempre quelle 4 lunghezze nei confronti di Oktoberfest che sembrava fermo, invece non lo era, così Zastavadaghi rimane all'esterno, Paco appeso in terza ruota, prova a scavalcarlo, poi viene a fare l'arrivo Viola Orsini, la dritta di là, passata in 15,5, Violet and Glory è in vantaggio e l'unico avversario che potrebbe avere è Viola Orsini che si è messa sulle gambe e prova ad andare in caccia della battistrada che ha un buon margine, ma Viola Orsini arriva forte l'ultima curva, passata in 15,7 da Violet and Glory, inseguita da Viola Orsini, entra in retta arrivo con ancora 3 lunghezze di vantaggio. Violet and Glory in vantaggio, Viola Orsini che prova ad arrivare, si difende Violet, Viola Orsini che recupera, ancora distante ma è ferma Violet, Violet and Glory in vantaggio, Viola Orsini che arriva sul palo, forse Violet and Glory si è salvata ancora da Viola Orsini. 31,2 è l'arrivo, da rivedere ovviamente nelle immagini. Cristiano Pepponi che ha sostenuto Violet and Glory, che se l'è data a gambe, è arrivata fortissimo Viola Orsini sul palo. Violet and Glory si salva da Viola Orsini. Il training di Violet and Glory è quello di Daniele Cuglini, i colori del signor Giuseppe Colantonio. Andiamo a rivedere poi nell'immagine a largo intervallo per il terzo posto ancora Oktoberfest che salva il terzo da Zapping Sì e da Paco.